Buongiorno a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, chi vi parla non ha mai usato questo spazio per farsi autopromozione, quindi non comincerò adesso. Però volevo solo confessarvi che ogni giorno sono sempre più confermato in una, diciamo, tesi provocatoria su cui ho scritto un libercolo che si intitola Mi mancano i vecchi comunisti. Ovviamente l'ho scritto da anticomunista viscerale. Ma perché ve lo dico, ripeto, non per farmi lo spottone, perché ieri sera proprio ho avuto la conferma definitiva di questo mio convincimento. Mi mancano terribilmente i vecchi comunisti, perché ripeto, da anticomunista viscerale, rappresentavano una cultura politica seria, cioè non l'attuale sinistra schleiniana e emiliana, non nel senso di Emilia Romagna, ma nel senso di Michele Emiliano. A cosa mi riferisco? Ieri sera Marco Minniti, un rappresentante per eccellenza, no, della cultura dei vecchi comunisti, uno dei Lothar Dalemiani, un quadro di partito, uno che poi ha fatto il ministro dell'interno, diciamo, l'unico ministro dell'interno di sinistra che non ha incentivato un immigrazionismo acritico, ma ha provato quantomeno a gestire i flussi migratori. Ebbene, ieri sera Marco Minniti, intervistato a Piazza Pulita da Corrado Formigli, ha detto la seguente frase definitiva, ve la vado a rileggere: a casa dei mafiosi e dei parenti dei mafiosi non si va, soprattutto a casa dei mafiosi e dei parenti dei mafiosi non vanno le istituzioni e non gli affidano nessuno, per una ragione semplicissima: le mafie si differenziano da un'organizzazione criminale qualsiasi perché hanno il tema del controllo del territorio. Vogliono dimostrare di esercitare sovranità in concorrenza con lo Stato. Se tu vai a chiedergli di prestare attenzione a qualcosa o a qualcuno che sta sul loro territorio, hai riconosciuto la loro sovranità. Cioè è finita, hai perso a priori, perché questo è quello che ha fatto Michele Emiliano, lo dice Minniti, non lo dice qualche destrorso, come dire, prevenuto e che vuole farla finita con la stagione del risorgimento civile pugliese. Marco Minniti dice che quello che ha raccontato Michele Emiliano rappresenta proprio l'abdicazione totale alla logica mafiosa. Questo al di là delle intenzioni di tutti i singoli coinvolti, Emiliano in primis, non ne abbiamo dubbi su questo. Ma se tu, ripetiamo, se tu vai a chiedere alle mafie di prestare attenzione a qualcosa, a qualcuno che sta sul loro territorio, hai riconosciuto la loro sovranità. Cioè è finita, sbaracchi e vai a casa. E sì, vi confermo, mi mancano terribilmente i vecchi comunisti come Marco Minniti. Ma dopo questa confessione rimanete con noi, perché per Parlando Liberamente oggi avremo il piacere di conversare con Paolo Del Debbio. Grazie a tutti, a tra pochissimo. Il buono è il cattivo. Mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 12 alle 13 Che giorno è? Con Pierluigi Pellegrin. Ed è tutto magna magna con Sammy Varin. Brutto non ascoltarli.